Scusate, questa è una conferenza stampa, ragazzi. Ci sono 100 televisioni, 100 media accreditati. Voi pensate che tutti possano fare la domanda? Quanto tempo deve durare questa conferenza stampa? Ma si farà in un altro momento. Andiamo avanti. Se non volete venire, non venite, non c'è problema. Quando io lavoravo alla Reuters, ero il 35esimo a Palazzo Chigi e molto spesso Amici bellini, benvenuti, bentornati, conferenza stampa, un buon Conte, buone risposte, un paio di domande interessanti, male tutto il resto, nel senso che avete sentito, adesso ci arriviamo. Benvenuto Nando Morrone, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi con fiducia, lasciate un like che aiuta me ad arrivare su più home dei youtuber, di chi segue YouTube e ama il Napoli. E magari io voglio ringraziare anche tutti quelli che si sono abbonati, perché io solamente grazie al gruppo degli abbonati su Telegram posso avere una possibilità. Voglio ringraziare nello specifico Enzo, che si è messo lì a registrare tutte le domande con i vocali in modo tale che io potessi sentire. Altrimenti purtroppo la situazione con OneFootball, perché il Napoli l'ha data in esclusiva a OneFootball e negli accordi evidentemente con le amichevoli, esclusiva OneFootball, quindi la conferenza non è stata mandata sullo YouTube del Napoli, non è stata mandata sulle varie televisioni che di solito lo fanno, Calcio Napoli 24, Telecap, esclusiva, e i tifosi all'estero si devono appendere perché non funziona senza una VPN, perché è solamente i diritti per l'Italia. Non è possibile, signori miei, non è proprio possibile. E ovviamente mi scrivono in privato, dice ma le partite si vedono e io ho pagato e ci dobbiamo fidare, perché sul sito del Napoli sta scritto visibili in tutto il mondo, e quindi io con fiducia mi sono iscritto, ho fatto il Summer Pass, penso che non ci saranno problemi. Intanto perché io che mi sveglio alle 8 del mattino, poi alle 8 del mattino, poi 8 e mezza, va bene, mi devo scaricare una VPN, mi devo fare un account, mi devo fare il trailer gratuito per vedermi una conferenza. Non è possibile, tu al tifoso gliela devi porgere senza le problematiche, perché il tifoso si scoccia e va avanti. Non vale per me, perché io in qualche modo, come vedete, ci arrivo sempre, ma per il resto dei tifosi li vuoi invogliare a seguire oppure no? E quindi registriamo ancora questi problemi, si fa un passettino in avanti, poi se ne fanno due indietro. I tifosi all'estero sono tifosi di Serie B, accettatelo finché non cambiano le cose. Allora, partiamo dai vocali che mi ha mandato Enzo, e quindi posso aver sentito anche le risposte di Conte con se ci sono delle titubanze, se è convinto, se è incazzato, se è gioioso, e quindi leggerla non mi basta, onestamente, e non ho potuto vedere che facce ha fatto quando Lombardo è intervenuto, è andato in escandescenza. Bisogna cambiarla sta roba, non è possibile. La 21esima squadra al mondo non può avere una gestione della comunicazione con i giornalisti così, non può proprio essere. Insomma, si parla di mercato e il mercato, dice Conte, aiuta a migliorare la rosa dell'anno scorso, e poi dice abbiamo preso anche un giocatore come Buongiorno che è valido anche per il futuro della società, e quindi gli fa piacere aver avuto appeal. E qua dice Conte, dice questo ci serve anche a capire che se fai meglio in campionato potrai avere più appeal per il mercato che verrà, e quindi questa è una... Non si sente? Ora si sente un po' meglio? Sì. Un invito alla società, rimaniamo, perché lui usa sempre il noi, rimaniamo competitivi, scaliamo di nuovo la classifica, così si può fare solo meglio, il crescere che è l'unica cosa che conta, e su questo siamo proprio d'accordissimo. Rimarremo probabilmente la quinta, sesta squadra come Montestipendi, e mi va bene, la base era buona e mi va bene così. Poi si parla sul veto che lui ha messo su Kvara e Di Lorenzo, che dice comando io. Conte chiarisce, io comando, io l'ho voluto, ma nella gestione tecnico-tattica anche dei giocatori. Quello che ho fatto è ho riportato equilibrio su quella che è stata la delusione dell'anno scorso, la delusione che abbiamo letto nelle parole di Di Lorenzo, e ritorna 2 anni fa, abbiamo vinto, poi abbiamo fatto male, e quindi riportare un po' di equilibrio. È qua che la figura di Conte è diversa da qualsiasi altro allenatore, perché è credibile, e quando lui ti dice una cosa tu stai lì ed ascolti. Ci sono immagini belline che
stanno girando con Anghissà che sorride, insomma sta creando un gruppo, e anche le pacche sulle spalle, il dare il 5, cose che probabilmente ci faremo nemmeno caso se fosse una situazione di normalità, ma in questo momento tutto fa brodo per ricreare una situazione di armonia. Dopodiché Paolo Del Genio, bello che sia intervenuto, e ci porta sul campo e ci chiede, nello specifico chiede a Conte a 4 o a 5 quali sono le intenzioni per la difesa e quindi come strutturare la squadra. Conte ci dice una cosa molto importante: un tipo di costruzione, sia che giochiamo a 4 difensori sia a 5 difensori, ci sarà un tipo di costruzione per dare delle certezze alla squadra, quindi al di là di come sarà la formazione iniziale si costruisce dal basso, si costruisce in un solo modo, e poi quando siamo in pressione, cioè nella fase difensiva, Conte ci parla di 4-4-2. Ora, quando parla di 4-4-2 noi dobbiamo leggerlo 4-2-3-1, è più o meno la stessa cosa, perché la doppia punta si può fare, ma si può utilizzare, ce lo dice Conte, si può utilizzare un sottopunta che poi si alza vicino alla punta per la prima pressione, un po' come si faceva anche con Zielinski all'epoca, e quindi sia 4-4-2 che 4-3-3 in pressione. Ci cita più o meno tutti i moduli Conte in questa conferenza, e quindi ci dice anche: Buongiorno per esempio è un giocatore duttile che può giocare a 3 ma può giocare anche a 4. Olivera lo vedo sia da braccetto che da terzino sinistro. Di Lorenzo lo vedo sia come braccetto o anche come esterno, e qua lo sapremo meglio quando li avrà a disposizione e come li proporrà. Poi bisogna sguinzagliare la qualità che abbiamo in avanti, e ci cita Kvara, Politano, Lindstrom, Ngonghie lo chiama, è un misto tra Ngonghe e Ngonge, lo chiama almeno non lo chiama il ragazzo venuto dal Verona, questo dobbiamo dirlo. E poi la parola d'ordine è intensità, non dobbiamo essere passivi. È chiaro che in qualche modo, se l'avversario poi qualche volta è più forte, è lui che ti schiaccia, non è volontà tua di aspettarlo, è lui che ti schiaccia e tu devi essere sul pezzo. Gli chiedono poi di Lobotka Anghissà, quindi una coppia di centrocampo diciamo a 4 o a 2, se li vede bene, e poi gli si chiede sul post Zielinski se verrà un centrocampista a sostituire Zielinski. Conte ci dice: Lobotka e Anghissà sono tra i più forti in assoluto come coppia e sono stati utilizzati anche così nel finale della stagione. Conte ovviamente già sapeva e quindi già stava studiando il Napoli, e ho visto per esempio un Cajuste, ricordate nel periodo finale dove non si utilizzava nemmeno più Traoré, Zielinski era fuori dai giochi e si utilizzava Cajuste come seconda mezzala, Cajuste che si può alzare, e su Cajuste poi lui ci dice: io là devo capire, perché ha delle qualità ma deve avere più cattiveria. Foloruscio lo vedo a centrocampo, questa è una notizia, perché Foloruscio noi lo possiamo immaginare anche tra i due sotto la punta, io lo vedo a centrocampo. Poi sono curioso su Gaetano, e poi si spara un pezzo Conte senza precedenti, dice: i giocatori devono sapere che a fine anno saranno tutti migliori, saranno tutti migliorati, saranno tutti dei giocatori migliori. Sta bene, è la risposta mia, sta bene. Non pensiamo in questo momento ad un centrocampista, questa è anche un'altra notizia, perché non stanno lavorando su un centrocampista sul mercato, a meno che non vendiamo qualcuno, e qua dobbiamo ragionare se ti levi Gaetano, è una possibilità, lavorare su un centrocampista di qualità, oppure un giocatore che è un po' ibrido, che può giocare, sai, la mezzala che è centrocampista, però se è una mezzala di qualità te lo giochi in avanti, e qua si vedrà sul mercato. Partire bene, ma quanto è importante? È grazie al Dazio, diceva quello di Bagnoli. Conte ci dà una risposta giusta, nel senso sì, è chiaro che aiuta per il morale, ma ho visto squadre partire a razzo e poi finire a... e non chiude la cosa come è giusto che sia. Poi gli fanno la domanda su Oriali, perché io mi ero anche lusingato la palla quando ho visto che il Napoli nelle storie su Instagram fa la tua domanda a Conte, e io ho pensato magari c'è un momento della conferenza in cui prendono le domande social, poteva essere un'idea, e io gli avevo fatto 3 domande a Conte. La prima su Oriali, proprio la figura di Oriali, cosa rappresenta per te. La seconda specifica su Raspadori, come lo vedi prima punta, sottopunta o mezza punta, seconda punta, come lo vedi. E poi la terza domanda che non è stata fatta è se scegli tu i rigoristi oppure lasci fare ai giocatori in campo a chi se la sente. La domanda su Oriali è arrivata, e Conte ci racconta che quando fu chiamato in nazionale Tavecchio gli chiese
se voleva qualche giocatore, qualche suo amico. Io ho detto no, io non voglio nessun amico, voglio gente che è competente. Gli propongono Oriali, lo conosce, si trovano subito bene e poi dopo se lo porterà all'Inter, eccetera eccetera, e quindi è il mio braccio destro, dice Conte, mi aiuterà nella gestione con i ragazzi, sta lì che guarda, lo state vedendo nelle fotografie, è bellissimo, ma anche la gestione con i dirigenti, con la società, e quindi è proprio una figura di grandissima esperienza, un uomo di calcio, un uomo che ha fatto la storia, che sta lì e porta anche un'aura di chi ne ha viste tante e che se deve dire una parola tu lo ascolti, è ottimo. Questa è proprio la cosa che mi casa di più di Conte, più di Lukaku, più di Hermoso, la presenza di Oriali è la vera discontinuità ed è benvenutissima, perché vediamo se ci può dare una mano nei momenti di difficoltà. Poi si parla di yo-yo test e qua ho fatto un attimo un momento di ricerca perché volevo spiegarvela bene. E questo, in pratica, si parte dalla start finish line, si va dal punto lì, si corre, si cammina, si fanno 5 metri, poi si va, poi si scatta, si fa la corsa di 20, poi si ritorna, quindi tipo yo-yo a elastico. Quindi questa è un'esercitazione fisica per sviluppare sprint, resistenza, insomma, nello specifico. Io ho gli amici Bellini, quelli là che sono proprio del mestiere, quindi ve lo spiegheranno loro in live. Conte ci dice, abbiamo fatto un approccio un po' più soft, perché poi non li posso distruggere. Per qualcuno l'approccio soft comunque è già tosto, ma se vuoi avere quell'intensità e quella storia che ti serve, lo devi fare. C'è un reparto da sistemare e Conte dice non è che devi sistemare la difesa, ma devi sistemare la fase difensiva, che l'anno scorso è stata non feroce. Gli piace dire così, non feroce. A volte la vittoria ti fa essere ottimista, ti fa essere troppo ottimista. Questa è un'ottima frase che ti deve mantenere sempre sul pezzo. Non fidarti che poi Osimhen te la risolve, non fidarti che magari in difesa c'è Kim, non c'è più Kim, ma anche degli altri compagni. Stare sul pezzo e pensare che le cose ti vanno male, quindi dare il massimo per ribaltarle. Non possiamo prendere 48 gol, altrimenti in Europa non ci vai. E poi si va di nuovo sul ruolo Raspadori-Lindstrom. Lindstrom dice io l'ho incontrato quando giocava nel Francoforte, giocavano i due sotto punta, quindi a volte un po' centrale si allargava o viceversa, e quindi lo vede lì. E su Raspadori dice non lo vedo in fascia. E allora Conte, non dico che Antonio Conte si è visto, forse se li è visti i video, magari non ha lasciato il like. Antonio, puoi lasciare il like anche tu, come fanno gli amici belli. Non lo vede in fascia, è un giocatore centrale, quindi il 4-4-2 o 3-4-3 si può utilizzare, ce lo spiega, o sotto la punta, quindi 4-2-3-1, il centrale del 4-2-3-1, o nel 3-4-3, quando parla di 3-4-3 lo possiamo anche chiamare 3-4-2-1, cioè i due esterni d'attacco che sono anche un po' più centrali a seconda dei momenti della gara. Quindi tutto molto chiaro. Andiamo a vedere se c'è qualcosa che mi sono perso. Ci spostiamo per vedere la testuale su Napoli Hub. Spinazzola, Rafa Marino e buongiorno. Sul discorso del mercato, così come per le altre cose, stiamo dando dimostrazione di avere una visione molto chiara sulle cose da fare. Dal punto di vista del mercato credo sia giusto un club come il Napoli operare sia per il presente che per il futuro, quindi discorso di buongiorno. Rafa Marini è un giovane di buona prospettiva, lo stesso per quello che riguarda buongiorno, arriva dal Torino ma anche lui molto giovane. Sono prospetti che ci auguriamo possano essere per anni le colonne del Napoli, inevitabile poi che si ragioni anche sul presente e sul discorso dell'immediatezza per migliorare quanto fatto l'anno scorso. C'è stata una grande occasione per Spinazzola e l'abbiamo preso, stiamo facendo un buon mercato. Quindi da queste parole, poi non l'ho sentito, però credo che Rafa Marin parta un pochino dietro nelle gerarchie per ora, poi ovviamente può scavalcarlo. Abbiamo visto delle immagini dove Rafa Marin fa un buon tunnel a Rachmani. Rafa Marino poi è uno che secondo me tecnicamente non è malvagissimo. Vedremo. Le scorie della scorsa stagione non sono tutte andate via, ho cercato di metterci una pietra sopra, quello che è stato in passato lasci in un cassetto, va bene. Però dobbiamo sempre sapere che nell'eventualità della ripetizione di certi errori questo cassetto va tirato fuori e dobbiamo rinfrescare la memoria nella scatola della partita, quello è il passato. Ho trovato giocatori molto responsabili, hanno capito gli errori dell'anno scorso, non dimentichiamo abbiamo vinto 2 anni fa. Tutti i club, calciatori e tifosi. L'anno scorso però hanno perso tutti i club, calciatori e tifosi. Ho trovato dei ragazzi molto responsabili, va bene. Osimhen molto carico, questo è importante. Penso che in questa fase, dopo che io ho firmato nel Napoli, la fase più difficile è stata quella di allineare tutti
tutta la situazione, rimettere il Napoli al centro di tutto. Questa secondo me è la cosa più difficile. Questa è la situazione che ci permette di stare un passo avanti, l'abbiamo fatto, merito nostro sia del club. Mi sono espresso molto chiaramente in merito alla mia visione, difficilmente si può andare contro questo tipo di situazioni. Quindi quando poi lo riscrivono non significa niente, l'ha già sentito io. Per quanto riguarda Victor, stiamo parlando di un top player e di un professionista. Ci ho parlato, Victor sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente rispetto a quanto detto in conferenza di presentazione. Sa di essere un giocatore del Napoli, deve avere il giusto atteggiamento, anche se magari c'è questo tipo di accordo che non sappiamo come andrà a finire. Molto onesto, ragazzo disponibile, voglia di lavorare, bla bla bla. Annullare il gap con l'Inter in 2 giorni di lavoro è difficile annullarlo, ride. Il gap l'anno scorso è stato netto, 41 punti di distacco dall'Inter, 22 di distacco dal Milan, quindi ha sciorinato tutti i numeri, le 2 romane 10 punti sopra di noi, questa è la realtà. Quando si fanno dei pronostici, delle previsioni, bisogna anche essere ragionevoli, si rischia altrimenti di cadere in qualcosa, non dico di ridicolo, ma di non veritiero. Quelli che ci vorranno dare la pressione, c'è vinto lo scudetto, calma, amma fatica. Inoltre è andato via Zielinski, che è andato proprio all'Inter, che aveva già 41 punti. Bravo Conte, bisogna ricordarlo perché altrimenti non si va da nessuna parte. Giusto. Non sappiamo come andrà a finire il mercato, sappiamo che c'è un accordo che potrebbe farci perdere il giocatore più forte. Giusto. Se io fossi nelle agenzie di betting cambierei un pochettino le valutazioni, evidentemente ci stanno dando favoriti. A me non fanno paura le previsioni, se qualcuno vuole mettere pressione alla squadra con qualche giochino particolare, bravo Conte, bravo, lo accetto molto volentieri. Noi dobbiamo restare concentrati e fare bene. Annata assurda e ingiustificabile, dobbiamo migliorare e tornare nelle coppe, possibilmente dalla porta principale. Se oggi facessi un discorso diverso mi dovrebbero internare. Vabbè, il ritiro non ci importa. Quando vinci molti onori ma molti oneri. Presidente è stato il primo a essere molto deluso, l'ho visto deluso per quello che è accaduto. Da persona di calcio che si reputa seria, l'analisi che ho fatto era che non si doveva prendere e buttare tutto via. Ci sono dei valori che non possono essere spariti nel giro di un anno. Riallenamento di tutti, il lavoro di riallenamento. Cerchiamo di essere equilibrati. Quello snippet. Vuole fare un saluto per la prossima conferenza, diamo spazio a tutti ragazzi. Quelli che non sono riusciti oggi lo fanno alla prossima conferenza. Scusate, questa è una conferenza stampa, ragazzi. Ci sono 100 televisioni e 100 media accreditati, voi pensate che tutti possano fare la domanda. Quanto tempo deve durare questa conferenza stampa? Ma si farà in un altro momento. Andiamo avanti. Se non volete venire, non venite, non c'è problema. Quando io lavoravo alla Reuters ero il 35esimo a Palazzo Chigi e molto spesso si arrivava al 20esimo, 22esimo posto e tutti gli altri non facevano la domanda, ma non mi sono mai lamentato. Prego, Guido. Vai Silvio. Eccomi, scusate. È un atteggiamento che si può dire, chiediamo scusa, purtroppo i tempi tecnici sono quelli che sono. Nella prossima ci sarà un altro tipo di priorità rispetto a senza alzare la voce, senza aggredire. Si possono dire le stesse cose con un garbo e con un modo diverso e sei più apprezzabile, e invece purtroppo non si può fare. Atteggiamento questo è. Insomma, amici bellini, io ho scritto per quanto riguarda OneFootball, i tifosi all'estero. Valentina ha visto la storia. Caca di Buazze, il tifoso giornalista georgiano che ogni tanto interviene, anche lui ha avuto gli stessi problemi, quindi non è che è Azzurro Fluido che si sta lamentando. Ci sono dei giornalisti all'estero che vorrebbero parlare del Napoli, vorrebbero parlare di Conte e non possono farlo. Di conseguenza, dai, si può far meglio, si può crescere anche sotto questo punto di vista. Per le partite io mi sento di stare tranquillo, ma ero tranquillo anche per la conferenza ed è andata male, quindi il Napoli faccia sicuro, make sure that everyone can watch the games because we paid. Quando le cose sono gratis, dici, ma quello è gratis, tu che vuoi?
e quando poi invece si paga fate attenzione perché poi si creano delle problematiche. Da New York, dove non si vedono le cose, Valerio Fluido è tutto, scaricatevi le VPN, che vi devo dire, devo fare un rapporto di sponsorizzazione con una VPN, così ha pure senso, e cerco di aiutarvi il più possibile. Vi abbraccio, vi bacio, lasciate i like finali. Conte Casa, devo dire la verità, buongiorno è ufficiale, buongiorno, un caffè. Di una